Io penso che potrei fare il narcotrafficante, ok, per quanto sudo. Questa non è una battuta, è semplicemente un dato di fatto, ora ve lo spiego. Quando ero alle superiori, abbiamo fatto una gita e siamo andati in Grecia, ok, con la scuola, e io ho avuto questa brillante idea di portarmi 5 grammi di fumo, ok, con me, per ogni evenienza, diciamo. E quindi, se immaginate me che sudo normalmente, sono arrivato in aeroporto, fradicio, suona il metal detector, io vado nel panico, nonostante io non fumi metallo, ci tengo a specificarlo, però suona il metal detector e il tipo mi fa: guarda, apri le braccia, io apro le braccia e la pezza sinistra incontrava quella destra in un altro semicerchio qua al centro più scuro di quanto erano scure le singole pezze, una roba proprio mai vista. Poi mi fa: no, guarda, io non ti tocco neanche, vai pure. E faccio: ah, ok, funziona così, eh? Magari un'altra carriera me la ragiono qua io, eh? È andata così. Bello, bello. Avete passato un bel weekend? No, qua a Taranto non si fa un cazzo il weekend, mi pare di capire. Nessuno che ha anche solo detto: ma guarda, mi sono un po' annoiato. Tutti: no, no, una merda, una merda. Cazzo avete fatto? Vi siete, non lo so, presi a botte tra di voi. Io ho passato un weekend, dai, non male, che rispetto al vostro mi sembra incredibile. Sono stato sabato al compleanno di un mio amico, ho organizzato una grigliata per pranzo, quindi ci siamo visti già dalle 11, 11 e mezza di mattina. E ho fatto quindi questa cosa che immagino, no? Facciate pure voi. Oddio, non lo so, qua a Taranto mi pare che non vi sapete divertire. Però, ok, ho fatto questa cosa di spaccarmi a merda, giustamente, perché era il compleanno di un mio amico. Quindi io mi spacco a merda, no? Non so quando sia nato questo collegamento, però lo facciamo, ok? Guarda, sono le 11 di mattina, sto bevendo un Negroni, capisci quanto ti voglio bene? Funziona così. Guarda, sto fumando un cannone lungo così alle 11 e mezza di mattina, capisci? Non so quando è nato questo collegamento, però è così, io non gli ho mai detto, in 12 anni che lo conosco, ti voglio bene, ma lui lo sa, perché io il giorno del suo compleanno, per 10 ore, partendo dalle 11 di mattina, mi sono spaccato a merda, no? Il normale proprio rapporto con gli altri esseri umani questo, eh? Essere a posto con le proprie emozioni. Classico, classico. Ero devastato sabato, ok, da ritiro immediato della patente. Io che non bevo mai, se devo prendere la macchina la sera, mai, impossibile, ok? Però a pranzo, di giorno, con la luce del sole, per me gli alcol test non esistono. Non so perché. Faccio questo collegamento io. C'è la luce del sole? Ma va, impossibile che mi fermino. Zero proprio. Infatti è un casino l'inverno, perché essendoci meno ore di luce, loro hanno più tempo per farci gli alcol test, no? Dove con loro intendo i nostri nemici, per chi non l'avesse capito. Proprio così. Un applauso ai nemici. Incredibile, incredibile. Infatti non ho questo gran bel rapporto, no? Con multe, posti di blocco, rimozioni forzate. Credo nessuno in realtà, non ho mai sentito nessuno dire: ma sai che io a multe sto da Dio? Mai sentito. Però sì, è un casino, ne prendo troppe. Una brutta che ho preso, allora c'era sta strada che faccio sempre, ok? E una volta, l'anno scorso, mi sono ritrovato il divieto di accesso, era diventata a senso unico di colpo. Però io, premessa, sono sempre, sempre in ritardo, marcio, sempre. Quindi cosa faccio? Metto il navigatore anche se so la strada, perché così vedo il numerino lì sullo schermo e cerco di guidare come un matto per stare, no? Anche solo 3 minuti in anticipo rispetto a quanto mi dice lui. Mi fa sentire a posto con la coscienza. Lo fate anche voi, no? Di rischiare la vita di tutte le altre persone che hanno la macchina di fianco a voi, perché quei 3 minuti in meno, no, vi fanno sembrare meno ritardatari. Certo. Non fatelo, ragazzi, non fatelo a casa, eh? Però io lo faccio, quindi avevo messo il navigatore, arrivo in questa strada, vedo il cartello con il divieto di accesso, guardo il navigatore che mi dice di andare lì e quindi, come da logica vuole, la prima cosa che ho pensato è: ho sbagliato a vedere, posso andare, sicuro, me lo sta dicendo lui, faccio 20 metri, posto di blocco ovviamente, fermato subito,
provate a fare un po' lo scemo, che è la mia tecnica nei posti di blocco, sembrare il più ritardato dei ritardati. Ok, tipo, ma no, ma il navigatore mi ha detto che potevo, e io sono andato. E lui allora mi ha cacciato la frase che è, e se ti dicevo di buttarti in un fosso ti ci butti? Sì! Sì che mi ci butto! Me l'ha detto un robot, chiaro che lo faccio! Farei qualsiasi cosa mi dica un robot. Io sono più robot di un robot, ok? Loro sono programmati per fare le cose. Io certe volte mi accorgo di aver ruttato solo dopo aver ruttato, ok? Di chi mi dovrei fidare? Loro hanno un'intelligenza artificiale che gli dice cosa fare, hanno letteralmente intelligenza nel nome. Io mi chiamo Mattia, di chi cazzo mi dovrei fidare? Non lo so. Ovvio che faccio quello che dicono loro. Anche problemi coi captcha, cioè, per dire. Quando mi chiedono di riconoscere il semaforo, vado nel panico. Non so perché. Poi da quando il semaforo è l'emblema dell'essere umano? Potevano metterci qualsiasi cosa. No, riconosci il semaforo se sei davvero umano. Potevano mettere tutto, non lo so, Leonardo da Vinci, LeBron James, qualunque cosa era meglio del semaforo. Anche l'artista di strada al semaforo. Quello sarebbe stato più umano. Tipo, questo giocoliere è bravo, ma è un artista? Non lo so, non lo so. Vediamo, dobbiamo capire qua.